È ripartita ma deve riprendere, riaprire, deve andare su un altro link. Cioè deve chiudere. Sì, vabbè, tanto siamo in diretta qua. Ah, ok. Comunque è ripartita adesso. Ok? Ma non nello stesso, deve uscire e rientrare. Zitto che sei. Doppia sinistri. Ti sento male, Ale. Nulla. Eccoci, c'ho anche il telefono scarico. Sì, rompo le palle. Sì, mando lega sotto sopra, non si va a legare. Sì, sì. Non ti buttare! Dai, allora che c'è? Andiamo! Tira quei chiavi sotto, come facciamo? Vedi, batti dietro il calcio dentro. Tira l'altra parte. Guarda che c'è la testata, guarda che c'è la testata. Rico! Vieni avanti con te, andiamo! Sì. C'è il maestro che fa vai, tira, gli quanto c'è a testa alta. Vai Gabri! Cosa vince bene? Sì, sì, ho voglia. Sa che Saverio, auguri. ci sei? Grazie, sarai pure. Fuori i secondi. È la terza ed ultima ripresa. Cerca di allenarti. Bene. Dai, Nico, non ho io. Non respirare. Questo è il momento per me. Rico, vieni. Non so. A Vicenza, vero? Si è chiamato no, Vicenza non è facile. Mai malato, mai malato.
Metti a vedere il maestro. Sono bravi, sono Vai Gabriele, ha sentito, vai! Gli ho mandato il link a tuo Marzia. Kevin. Ah, Kevin. Lascialo là, sta là dal meglio. Sì, sì, no, è facile, cambiamo. Te l'ho riconosciuto. Andiamo a loro. Cerca di ascoltare i maestri. Tutti quelli che hanno ascoltato loro hanno vinto. Non puoi prendere. Sta cagliando goccia? No, Colpi lunghi, Gabri! Ti stai rilassando un po'. Lo sapevo. Sai qual è il mio secondo lavoro, Il prottologo. Il prottologo sono io. Quindi, papà. Franco, stavo a cercare. Il mio secondo lavoro è prottologo. Devo settimare questo qua. Incontro finito, aspettiamo il verdetto dei giudici. Sì, a voi. Aspetta. Vedi? No, fa schifo. Ora io lo dico. Sì, sì. O si sta preparando a mangiare. Vince ai punti. Dopo un aspetta. All'angolo rosso, Rontani, Guidi Gabriele. Grande Gabri! Aspetta un secondo almeno che lo passo. Non si rifaccia nulla, però che sparisce così, veramente Ma sono tutti due blu adesso. Vediamo una cannocca gialla. Qual è il problema? Siete tutti due blu? Attenzione alla mia, al mio telefono. Mi buttano giù qua, vedo un po' di movimento strano. Che succede, David? No, hanno cambiato. Ma come ti chiami? vuol dire che non ci ha capito un cazzo, no, nel senso, non ci ha scavato mezza. No, guarda, si sono girato così. Patrizia, vieni a sedere con il rappresentante, poi si mangia dopo. Penultimo match della serata. Questi non c'entrano più con noi, sono dell'organizzatore.
Patrizia. Già siamo stati da 3 match c'è il KO di quello 16° incontro della serata, penultimo match tra pugili Elite. Agli ordini del signor Bibbiani da Grosseto, all'angolo rosso per la Box Val di Sieve, Osmeni Redon. Contro all'angolo blu per la Radi Box Gori Emanuele. Ricordo che è un match della categoria chilogrammi 69, sono pugili elite e quindi combatteranno senza l'utilizzo del casco di protezione. Il match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. E dopo mangio ancora. Aula? Sì, dimmi. Anche... Sono qua. Ho preso il posto? No, no, io ho la mia sedia. A questo punto Dobbiamo attendere il ritorno del dottore. o annulla, ma annullare completamente, non tagliare. Hai ragione, sono contro, non è giusto, perché è un affronto. E io ho detto, perché l'ho detto io. Tu hai potere su di lui. Io sono uno dei vecchi, penso di poterlo fare. Sì, sempre storia, senza offesa. È storia che vale. Un colpo solo deve essere trenato. Non ti ho visto mai con io tiro un po' di meno. No, ma l'importante è non Dopo l'altro diventa il nemico. Ha inizio la prima ripresa. Intanto vediamo se quella persona che vuole telefonare all'avviso ed hai visto? Sì, sì. non so, liberiamo, che sia meno possibile, non so. Facevo sparring da Se no, adesso vado 4 giorni di sparring. sentiamo l'Angelica. Sarebbe più bello. Quello è la cosa. Ma quando ti ha detto che aveva messo? Dovremmo riuscire a Avevamo detto all'inizio che era fargli sapere che può annullare. Patrizia, insieme alla casa di
ognuno si prende carico dei costi di viaggio, quindi il bene si paga noi. Quando verrà la Toscana noi paghiamo zero e la Toscana si prende carico degli anni. Infatti a lei io tengo gli scontrini, faccio il resoconto e distribuisco quello che sta aiuti il comitato, li lasci il comitato. Ali non vuole mai niente quando viene da noi, anche se gli do in mano niente. Non può cobrare il papà al Il figlio. papà, no, ruga bianco e ruga nero. Perché uno non vuole, hanno la stessa. È che adesso vuole la fine di senti poco, cioè tutti dicono di gonfio. Maestro, perché dicono Ma prima era no, però si è aumentato col vaccino. Pronto? perché l'hanno fatto per neri quel vaccino. La Patrizia ha deciso di farlo. No, fare niente. Non fare niente. Non farlo. Io il mio medico ho chiamato, mi ha detto con quello che hai avuto, ho preso tanto cortisone, ha detto che come ne aspettare. Io l'ho fatto per non farmi i tamponi, sì. Per non farmi i tamponi, a me non ha fatto niente, però mi avranno moderna. Adesso vedi, a tutte le Quanti anni hai? io 45. Si domanda medico? No, l'ho fatto per un discorso. Lui ne ha 51. Comunque a 45 anni si possono fare ancora più. E lui a 51 può farle fare. Io non ne voglio più. Una basta. Stai pensando che sta facendo fare i vaccini ai ragazzi? Sì, no, quello no. Mia figlia non l'ha fatto. No, è vero. Me lo dicevi anche tu. No, il più bello è che mio figlio ha avuto ho fatto il vaccino, ho una malattia che ha avuto. Loro mi dicono che io lo posso prendere, intramutillo, ma non Lui aveva anche preso. L'avevi anche preso? Fuori i secondi. Ma voleva farselo perché così non si fa più i tamponi qua. Quella box. Però adesso ho fatto il secondo, l'ho cancellato il secondo perché dicono di tutti i voti non riesci alla mattina, alla notte si può. C'è una collega di mia moglie che si faceva ti dicono È il vaccino. dopo che ha fatto il vaccino. Lui aveva avuto gastrite, ha avuto problemi comunque. Mia nipote, la nipote di mia moglie, in febbraio ha fatto il vaccino, quindi gli faceva male la gamba, martedì scorso è stata operata, non è vero. È la mia amica che l'ha fatto, gli stava venendo, l'hanno presa a pelo, trombosi. L'hanno salvata. la mamma è Giuri, La mamma di Yuri, mi ha detto, stavo secca, adesso si sta ancora, è un mese che continua con antibiotici per il sangue, si stanno rovinando. No. Io lui l'ho bloccato e poi continua a farti i tamponi. Io vedi, anche quando ero bambino andavo in giro con gli in giro per i campi, andavamo chissà dove, no? Ma quando avevi sete, cosa bevi? Comunque dove entra la fontana in giro. No, nel canale. Io nel fiume vedevo, a Cuba del fiume, del cerchi di acqua. Ma tu a Cuba i fiumi non sono No, inquinati. c'era la pioggia, avevo quando andavo in campagna. Ok, capito? Dalle canne. Posso rubare la Prego, presidente, prego. mia amica? Ma me la porta con 4 Me la panini. tratti bene, Fai perché attenzione. sarà sua amica, ma è il nostro caro presidente. Te la porti ma dopo indietro con 4 panini. Ora si mangia, è già pronto. Sono già a mangiare qualche due. Ah, ok. Ci hanno attrezzato un buffet di dietro. I ragazzi se li volete già mandare. Sì, beh, credo che abbiano anche lì, adesso glielo dico. Dove? Dove devo andare? Dietro, Da dietro? sì. Di cercare. Sì, cercate, annusate. Mi allontano se vuoi, Vuoi un semidello? No, grazie.
Quello sì. Niente, dove sono? E lì sono tutti, stanno andando a mangiare. Ah. Vanno tutti? Con bocciacqua. Sei andato a mangiare bella, sì dai ragazzi. No, ma c'è prosciutto che va per posto. Ma non c'è una pasta con pomodoro o qualcosa? Non c'è la pasta se vuoi. Ci sono le scatolini con la pasta e pomodorini. Non andare a vedere per tirare quella roba lì. Oppure c'era una cosa che fanno loro con cipolla, senza carne. Devo vedere. Oh, che c'è sarà la pizza, guarda che non chiede aglio. Fuori i secondi. A me mi fa A te? Il panino sì. Vuoi un'altra cosa? la birra, ma non te la C'è anche la danno. pizza. Non prendo un pezzo di pizza. È la terza ed ultima ripresa. Pizza con cosa? Sarà fatto. Sulle mani! Ancora! Gira tutte le gambe, bravissimo! Dopo, dopo! Alza le mani! Destro dritto! Il rosso del cane, se cai se lo prende. Alza le mani! Gira, gira! Dritti, alza le mani! Destro dritto! Ultimi manevri! Destra! Ema! Dritti, vai te, vai! Chiude gomito, vai! Dai, facciamo l'ambulanza. Dritti, dai! Viene questo per loro? No, perché poi te la via. Su con le mani! Ma non si sta proprio male. Chi? Stanno vedendo prendere il Porco? ragazzo. Poco male? Chi? Prima che l'hanno fermato per l'arbitro l'ha fermato per RSC, un ragazzino, 2 o 3 match prima. C'è del colpo prima? Non sta bene? Male alla testa. Ma la testa Le spine. non respira. Ma vedi, quando tu lo tieni lì a prendere colpi in più, No, 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 no. Infatti lo fermo. Vai Ema! Colpi dritti! Ancora! Eccolo! Mani su! Mani su! Così! Via ora! Tutto, via! Ce l'hai Ema, ce l'hai ancora! Destro dritto e alza le mani! Alza le mani! Forza! 10 secondi, fatti te! Dai, lavora! E facciamo un applauso ai due bravissimi atleti Osmani, Redon e Gori Emanuele. Attendiamo il verdetto dei giudici. Bellissimo match, hanno dato vita veramente a un bellissimo incontro i nostri due atleti.
Sei pronto? L'ultimo match. Lo porto via. Lo portano via, cosa? Colpa a testa? Non si fidano Di lasciarlo qui. Fanno controllare, porta con scosse e di farne una tappa. Signore e signori, il verdetto ai punti vince all'angolo rosso Osmani Reddo. Complimenti anche ad Emanuele Gori, bravissimi ragazzi, bravi, bella sportività, complimenti. Io faccio bene perché Bravi ragazzi, bellissimo match. E siamo giunti alla conclusione della serata con l'ultimo match nella categoria Elite 2. Allora il qui presente Comitato Regionale Toscano con il nostro carissimo presidente Franco Perazzoli, a cui farei un applauso. Doniamo una targa all'amministrazione comunale di Barberino del Mugello e vi ringraziamo veramente tanto per questa bellissima manifestazione e per questa bellissima opportunità dal Comitato Regionale Toscano. Che sia la prima di tanti altri. Grazie. Lo speriamo tanto, quindi grazie a tutta l'amministrazione comunale di Barberino del Mugello, grazie. E poi E ora, scusate, vorrei che il nostro rappresentante dei tecnici premiasse la grande amica del comitato, la presidente del comitato Veneto, a cui la ringraziamo per la collaborazione, la signora Patrizia Guidi, veramente una persona eccezionale. Brava! si riparte con l'ultimo match della serata. L'angolo verde. Anche se mica uno falso
agli ordini della signora Ponsiglione da Livorno, diamo vita all'ultimo match della serata. All'angolo rosso all'angolo rosso per la Radibox Grassi Niccolò, contro all'angolo blu per la New Box 2010 Agosto Antonio. Ricordo che il match si disputerà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Sono pugili Elite 2 dei chilogrammi 60. È la prima ripresa. Fate un abbraccione a Levio che ha fatto un bel match, l'hai visto il match? Bella! Non mi esce dal ring. Dai, dai, sì, bravo, bravo! Vai, sì! Difendendo bene. Dai, ti fate per come si chiama? Antonio? Antonio, Un addetto al ring urgentemente al tavolo della giuria, grazie. Vai, Antonio! Franco, ti è arrivato un messaggio. Vai Antonio! C'è già da mangiare. Andiamo a mangiare. Aspetta la figlia di questo. Dai, bravo! Guarda, ti è arrivato un messaggio. Eccolo, bravo! Sì! Vai, vai, vai! Vai ancora, ancora! Vai! Mollalo, Rosso! Vai subito! No, non aspettarlo, non aspettarlo! Se lo colpirete sotto. Tira! Colpisci sotto! Tira, eccolo, eccolo! Spingilo! Vai, vai! Buono ancora lì! Vai! Ancora quello, ancora sì!
Colpisci sotto! Non lasciarlo prendere! Eccolo! No! Eccolo! Bravo! Sopra, sopra! Sopra! Bravo! Bravo Antonio! Fuori i secondi. Dopo le riunioni devi portare a 15 civili. Ci sta il maestro che è campione. Per la gioia di Maurizio, sai chi si è recuperato il comitato? Antonio Maocci. No, quello andava perso, poi dovete... Lo dico. Sì. Bene. Te lo ricordi? Sì, però che faceva poi? Lui era poi faceva, lui ha sempre non ha voluto mai in carico. Vai, vai! È la seconda ripresa. Lui non ha voluto candidarsi a nulla di importante, lui veniva lì per passione, il mago di computer. Vai, vai, vai! Filippino ci ha fatto il corso al campanista, ci ha fatto il corso al commissario, questo è un bel leo, è codino. 79 anni quel codino, 80 anni quel codino, miti tutto tatuato, non ti sei il codino a me. Se arrivavo a 75 anni il tuo distinto, da 75 a 79 ti ha marcato. Vai, vai! Il ragazzo lì non stava bene. Infatti. Vai, vai! Io Lo sai, ho avuto il libro da quel ragazzo. La Barani con lo vuoi? Ce n'ho due. Vai, picchialo! Tu! Dai che sente i colpi! Dai! Dai, che lo butti giù! Vai, 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 sente, vai! Vai, che lo butti giù! Vai! Vai, sì Antonio! L'ho sentito. Vai Antonio, grande ancora, subito! Li sente! Mandalo subito! Subito ancora! Vai che li sente, vai, vai! finiscilo! Ancora, Vai! ancora, Finiscilo! Vai! ancora! Vai! Li sente, vai! Vai! Dai che li sente! Vai, faccia! Vai, vai, vai! Ho capito che Ora lo voglio leggere, poi se non Antonio li sente! sì, è lui. Bravo Antonio! Subito! Antonio! Sì, ho capito. Lui era un capo del Pisa, questo qua. Subito Vai, Antonio! Antonio! Finiscilo! Vai, vai, vai! Subito! Vai! Antonio! Vai Antonio! Dai! Dai! Vai, vai, vai! Vai! Ha paura, vai Vai! Antonio! Finiscilo! Finiscilo! Li sente, vai! Vai! Li Vai! sente! Vai! Vai! Vai Antonio! Colpisci sotto! Sì! Ancora lì! Sopra! Vai! Sopra Vai! Antonio! Sopra! Bene, vediamo se mi è arrivato. Guarda chi sta all'angolo. Vai Antonio! Vai! 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 Vai sopra, sopra! Sopra! Oh, Grazie mille. Ciao, ciao. si sta lanciando. Sopra, sopra, Antonio! Vai, capo! Vai, vai, Dai, Kenji! dai, Vai! Sì! Vai! Sì! Sopra, Vai! sopra! Vai! 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 Gira tu!
scivola, stanno facendo sci? Stanno sciando, ciao. quel ring, guardate il ring. Non vuole più combattere, guarda, non vuole più combattere. Non vuole più combattere. Faceva una cosa, non vuole più combattere. E allora gli dico vai Zac! Vai Zac! Ci troviamo per le 2:30 domani. Cioè chiedo perché Zac è un padre, però c'è. Fuori i secondi. Vai Antonio! Passetti piccoli. È la terza ed ultima ripresa. Vai, vai, vai! Vai! Bellissimo. Finiscilo! Vai Antonio. Sì, sopra. Vai Antonio, Vai. sopra, sotto, Vai. sopra, sotto! Vai! Sì, ma Dio boh, Vai ring. Sotto, sopra! Bravo Elia, continua a mangiare Elia, vai Elia! Quello lo sa il coraggio, sta continuando a essere. Sì. Vuole incularlo. Bravo, bravo. Subito. Tranquillo, non deve fare le mani, non deve fare le mani, molto. Oh, molto. G, adesso muoviti. Adesso muoviti, non rischiare, non cagare i corpi, via. Muoviti, muoviti. Non cagare i corpi, non cagare i corpi. con dell'adrenalina così. Bravo, bravo, tranquillo, Vai, molto, su. Ha vinto. Lavora lì via, Due conteggi, 2 round. Stai contento? Adesso accelera tu, accelera. Le mani alte sopra. Antonio, stai tranquillo ma non fate prendere, ok? Sì, vai piano, ma non Vai piano ma non fate prendere, lavora lì, lavora! Bravo, lavora! Ecco, bravo, così. Lavora le mani! Bravo! Bravo. Bravo, stoppi lì! Bravo! Finito, il secondo. Al terzo! Al Del terzo! round. Stiamo andando avanti, il metro che lo faccio girare. Lui voleva, ma se lo colpisci ovvio Al terzo conteggio. il secondo. E il primo era l'altro. Ah, ma devi fare. Devi farlo su 2 round, i 2 conteggi. Lui ha avuto un conteggio al secondo e 2 al terzo. Al secondo si fermano. Ah, due conteggi. 2 conteggi sono. Quando No, sono- è lì, guarda che gli ha finché dato sei 2 volte. giusto, finché sei Ma giusto. ci hai provato? Ma l'hanno dato 2 volte. Chiudiamo, saluti. Ma l'altra volta l'ho dato 2 volte. No, ma l'altra volta. L'ha raccontato 2 volte. Perché? Perché vuole? Non hanno fatto niente. E perché vuole? Ah, già no. Dopo gli ho ridato 2 round RSC. Cioè, vai a rifare le video. Dopo 2 conteggi non ma Stiamo tirando fuori il video. Se lo fermava, evitava. Già al secondo round. 10 giorni. Ha preso pugni inutili. Quando vuoi, cautelare. e se devo uno si ritira a destra e fermo di porca troia, gli arrivava su. Signore e signori, il verdetto Adesso si ferma 30 giorni. vince per RSC all'angolo blu Agosto Antonio. No, dai palle di. Sembrava tipo Dopo, se prende l'altro RSC nei 6 mesi, vieni curato andava a tutto per sequenza. fermare. Sì, esatto, è vero. Se lei si vedi Bisogna evitare gli RSC. Se questo tipo uno si ritira. andava fermato prima. Non mi tocchi, no, tiro. Ma che è successo? Lui ha mandato a me a richiamarmi, ma tutto stava
No toccarmi, ma non toccarmi. No, non deve toccarmi. Metti giù la mano. Di lei. Pronto, Lei Sandra? lei. Ciao Sandra. Ma lei. Lei me ha fatto el reporte porque el speaker l'ha mandato de me. El speaker. Porque yo le estaba diciendo al mío de andare avanti. Ha mandato el speaker de me. El speaker l'ha mandato de me. Senza nessun motivo. L'ha mandato lui de me. C'è il video. E io le dico, ma perché viene de me? Ma lei non ha mandato, ma ha fatto il reporto per niente. Porque yo le dico, lei viene de me porque te ha mandado lui. ¿Quién è lui per mandarla a lei? Scusa, chi è lui? Dai, Davide. No, ma sta scherzando? Ma non c'era bisogno di incazzarsi, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Ma lei mi ha fatto il report. Ma per cosa? Perché io le dico, ti ha mandato le speaker, vero? No, io sono la commissaria, ok, ma ti ha mandato le speaker, che nessuno. E le speaker l'ha detto, vai che lo chiamano a lui. Cosa manda lui? Ma non C'è c'era il video, bisogno. ce l'ho il video. Abbiamo il video. Ti ha mandato le speaker di me, non lei. Ma stai scherzando? Davide. Stai buono, vieni Sei qua. buono! Ma perché mi diceva andare avanti, ragazzi? Perché le mi diceva di andare avanti al ragazzo e le speaker l'ha mandato di me. Ma chi è le speaker? Basta! Chiudela. Basta, amore, Dai. tienilo tranquillo. Ha detto, stai buono.